Ben collegati con l'ospedale San Bortolo di Vicenza, che è anche sede della ULSS 8 Berica. Siamo con il direttore sanitario della ULSS 8, il dottor Salvatore Barra, che ci riepiloga i dati a oggi per quanto riguarda i tamponi eseguiti, le persone ricoverate, risultate positive e ricoverate in via domiciliare. Dottor Barra. Allora, ad oggi noi abbiamo 4 casi positivi che sono seguiti a casa, al loro domicilio, direttamente dal nostro servizio di igiene pubblica, vengono contattati 2 volte al giorno, loro e i loro familiari stretti, cioè i loro contatti stretti. Come stanno le persone ammalate? Sono tutte giovani, non sono ammalate, hanno solamente alcuni sintomi, sono positive al tampone, stanno bene, perché sono tutte persone giovani, quindi anzi mi permette di ringraziarle perché realmente il loro gruppo familiare sta tenendo duro per questo isolamento per i 14 giorni richiesti dalla quarantena. Alcune di queste 4 risiedono non molto lontano dal comune di Vo, in provincia di Padova. Sì, ecco, ci tengo a dire che non è un focolaio, chiamiamolo così, vicentino, ma l'indagine epidemiologica ha dimostrato che 2 di questi pazienti sono del focolaio di Vo e gli altri 2 provengono invece o da un focolaio lombardo e uno dal focolaio, un altro focolaio italiano. Senta, tutte e 4 queste persone sono arrivate ad essere seguite direttamente dalla ULSS 8 anche tramite la loro segnalazione al numero verde aziendale. È andata così? Sì, noi abbiamo istituito già sabato scorso il numero verde aziendale gestito dal Servizio di Igiene Pubblica, tengo a ripeterlo, è l'800, il 277 067 e chiunque può chiamare e ha del personale qualificato che fa quello che noi chiamiamo un triage, cioè fa un'analisi, chiede quali sono i sintomi, vede se esiste una storia epidemiologica di contatto con i focolai ed eventualmente poi fissa la effettuazione del tampone presso il nostro servizio delle malattie infettive e della microbiologia qui all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Perché, come avete ricordato poco fa, l'importante è non andare in pronto soccorso se si sospetta qualcosa di serio. Esattamente, sono 2 le vie. Uno è innanzitutto contattare il proprio medico di base, che anche lui tramite un triage telefonico verificherà le eventuali condizioni di rischio, oppure chiamare il nostro numero verde, ma non venire in pronto soccorso, anche se devo dire che i nostri 4 pronto soccorsi aziendali, Valdagno, Arzignano, Noventa Vicentina e Vicenza, hanno adesso un pre-triage, cioè il personale qualificato che già prima che il paziente arrivi in sala d'attesa, separa i casi sospetti da casi che invece non hanno nessuna di queste caratteristiche e possono tranquillamente stare in sala d'attesa. I casi sospetti vengono identificati e hanno una loro sosta separata dove si può approfondire la loro parte epidemiologica ed eventualmente andare a fare il tampone. Ci sono altre informazioni di servizio utili che possiamo dare ai nostri telespettatori, dottore? Ma direi queste fondamentalmente. Adesso c'è qualche apprensione per le scuole, ma non c'è l'apertura, anche lì è un virus che come tutti i virus viene facilmente inattivato dai comuni disinfettanti. La normale candeggina, l'ipoclorito di sodio può essere usato per le superfici, quelle che non si rovinano, per i pavimenti ed è un perfetto disinfettante. Ecco, ci tengo a questo a dirlo, se qualcuno ha qualche paura eccetera può fare una detersione con l'ipoclorito di sodio e lavarsi frequentemente le mani. Questa è l'altra misura importante di sanità pubblica. Le mani sono un veicolo purtroppo non solo di virus ma anche dei batteri. Lavarsi frequentemente le mani. Dalla sede della ULSS 8 Berica presso l'ospedale San Bortolo di Vicenza direi che è tutto. Ringraziamo il dottor Salvatore Barra che è stato molto esauriente su tutte le notizie che arrivano dal capoluogo berico, anche relative ai tamponi eseguiti, alle persone risultate positive e alle procedure che le persone debbono attuare qualora avessero il sospetto di essere contaminate. Gli auguriamo ovviamente che questo non succeda. Da Vicenza direi che è tutto, linea allo studio.